mi ha fatto cadere, mi sono rialzato chiedendo spiegazioni e senza neanche fiatare mi sono preso 2 o 3 pugni nell'occhio, così tum tum. Pugni al viso, calci e ginocchiate. Dopo aver investito per sbaglio un ragazzo uscito improvvisamente dal portico, la rissa è scattata con un'incomprensibile violenza. Allora arrivavo da qui, ho girato e me lo sono trovato qui. Boom, e là sono caduto. Ad avere la peggio Mauro Zanuto, ex rugbista che stava tornando a casa dal lavoro come ogni sera in bicicletta all'altezza del ponte Gattolè in pieno centro storico Auderzo. Malmenato da un gruppetto di ragazzi solo perché una volta rialzato dall'asfalto ha rimproverato il minorenne, sbucato all'improvviso dal portico dicendogli che non era permesso attraversare la pista ciclabile in quel punto. Immediata la reazione. Parlando in questo modo strano che hanno i Maranza di adesso, con questo non mi toccare bro, non mi toccare bro, ma ragazzi, qua si tratta di che ti ho chiesto spiegazioni perché mi hai fatto cadere. Ho ricevuto questi 2 o 3 pugni, l'ho bloccato, l'ho fermato, chiedendo aiuto ai passanti che chiamassero i carabinieri. Ma almeno 4 ragazzi sono subito intervenuti percuotendolo per far scappare il loro amico. Lo hanno aiutato, mi davano qualche calcio sulla schiena, mi liberavano le braccia, ogni volta che che lui riusciva a divincolarsi mi dava botte ancora, mi colpiva e io l'ho tenuto finché ho potuto. Nonostante le urla, le richieste di aiuto, nessuno è intervenuto. Un uomo ha visto tutto, ma è rimasto impietrito di fronte a tanta violenza. Mi fa proprio male è che nessuno abbia chiamato i carabinieri che sono a 100 metri e i vigili a 80. Quando gli uomini dell'arma sono arrivati, il gruppetto di teenager si era ormai defilato. Zanuto, medicato al pronto soccorso, ha rimediato 7 punti di sutura sopra l'occhio e 4 all'orecchio ed è stato dimesso con 1 settimana di prognosi. Li ho denunciati e appunto i carabinieri so che stanno facendo le loro ricerche, probabilmente so che hanno anche già qualcosa in mano perché nel mondo di adesso in città e anche nelle cittadine come Auderzo ci sono telecamere un po' dappertutto, quindi probabilmente c'è già qualcosa.